Buongiorno a tutti, eccoci qui per un'altra partita con il nostro grandissimo amico Techedor, Teche per gli amici. Quindi a te lancia un'altra sfida. Va bene, 2725 e 4, quella buona, no? D6, D4, G6, l'apertura Pirk, cavallo C3, puoi giocare in modo aggressivo, no? A6. D5 quiere hacer. Sai la teoria? A4 parece normal. Gana de 2. Non lo so, deve essere vantaggio con tutte le... Hipopótamo. Questo è l'ippopotamo, sì. Sta guadagnando tempo. È difficile però poi da rompere, no? Questo ippopotamo. No es tan fácil. C3. Cavallo G3. Aprovechar. Forse è stata un po' prematura, no? Sí, un poco prematura parece. G5. Cosa fai ora? Vamos a ganar un poco de espacio. Prendi spazi. Ah, caballo G4 no la vi. Rompe le scatole, no? Ah, però... Pero deja Sì, agujero è aquí. vero. Lascia dei buchi. Wow! Davvero? Vamos por. Che forza della natura, sei devastante. L'hai distrutto. Mi piace quando si vince contro questi giocatori che ti giocano aperture dubbie e poi li spazzi via. Sí. Dai una bella lezione di ego, no? Ci sono le aperture normali, perché non si studiano delle aperture normali? Wow, cavallo per H2. Bueno. E a cosa serve cavallo per H2? Ah. Vamos a abrir. Wow, fantastico. Vamos a abrir el enroque. Secondo te che valutazione darebbe Stockfish qua? Más 4. Più 4? Más 5. Più 5. Bueno, vamos a comer aquí. A mangiare tutto. A comer todo lo que veas. Y ahora amenaza dama H4, Sì. H1 matti. Minacciando matto. Vamos a simplificar. F6, bellissimo. Modo più facile, no? Di vincere. Sì. Chiudi. Su alfiere per F6 cosa fai ora? Y ahora, pues bueno, Ah, vamos a comer aquí. Amenaza este mate, vamos a cambiar y simplificar. Y pieza de más. e non può giocare... No, scusami, e non poteva fare Regi 7, torre H8? También. Forse. Beh, però stavi me, dopo lo vedremo. Dovresti vincere, no? Bueno, 48 secondi. F4, no? Deve fare? sí. Stravinta. Pensavo Re H3, Regi 4. Sì? No. Se ha complicado un poco. Sì, è complessa ora. Secondi. Wow.
Vinci. Vamos a presionar debilidad. Sì, adesso vinci. 17 secondi, Carichissimo che devi vincere, devi portarla a casa. Sì, fantastico. Uy. 11 secondi. Fatta, ci stava. Interessante, no? Comunque, una partita interessantissima. Vediamo un attimo. Torniamo indietro. E qua. E qua stavi meglio. Sì, io pensavo forse alfiere di 3, no? E pensavo magari giocavi subito così. No, non so bene come si giochi contro questo sistema. Ho giocato così, va bene. Sì, devi stare sempre un pochino meglio, no? E qua si è attivato, mi ha dato questo buco. Alfiere per G5 devastante. Su H per G5, 2 pedoni in più e un attacco doppio. Su cavallo per H2, alfiere per H6, beh, sì. Però forse questa era più facile, no? Entri subito in un finale vinto. Questo. E non so se hai vinto, però rischio 0, no? Sì. Ho dato così. L'F5 per F5. F6, punto esclamativo. Sì, questo deve essere vinto, no? Io pensavo ora G7. Ah, però ora è H2. F5, questo. Preso. Sì. Sì, questo è completamente vinto. Forse cambiare le torri non è granché, forse subito questa o questa, no? Deve essere completamente vinta qua. Sì. E qua si è complicata un po'. Sì, qua si è attivato, no? Sì. Hai giocato molto bene. Se prendi in C4 c'era sempre il doppio. E qua torna 2. Si è complessa. Qua volevi più della patta. Ah, forse sì, alfiere di 8 forse, no? Potevi giocare. Sì. Su questa. E su torre C2 prendi, no? E su torre per C5 alfiere di 6. Sì. Data così. D5. Alfiere di 8 meglio, no? Più veloce. Sì. Qua hai giocato questa. Alfiere per C7. Hai giocato in modo magistrale. Hai preso il pedone. Questa è vinta alla fine. Peccato, no? Per il poco tempo. E qua ormai hai vinto. Poi hai bloccato e poi non c'era più tempo, no? E qua devi provare a vincere sul suo tempo. Però dai, bella partita, peccato per il tempo. Grandissimo, mi sono divertito tantissimo a vederti. Dai, ci vediamo presto con un'altra partita, no? Vamos allá.